e del percorso che abbiamo fatto appunto per installarla. Buongiorno a tutti, signor Presidente. Allora, che cos'è una PET-CT? Perché è importante, si parla spesso, ma è giusto anche capire che cosa poi alla fine di cosa stiamo parlando. È un sistema che prevede la fusione tra una immagine TAC ad alta risoluzione e un'immagine metabolica della lesione che abbiamo ottenuto con un'altra apparecchiatura, iniettando nel paziente una sostanza radioattiva. Quindi sono due esami infusi in uno solo. Come riusciamo ad ottenere questo risultato? Qui abbiamo la macchina che era in fase di montaggio. Questa è la parte della TAC, è una TAC 64 file di detectori, 64 slice, e questa è la parte invece della PET. Queste sono due parti separate che vengono accoppiate una all'altra. Il paziente poi, come vedremo alla fine della foto finale, passerà all'interno, farà prima una TAC e dopo viene fatta la PET. Vengono ottenute due immagini ben separate e distinte, topograficamente corrispondenti, e poi vengono fuse. Quindi questa è la metodica di cui stiamo parlando. E se vogliamo vedere come funziona, se noi abbiamo qui una fetta di TAC e qui semplificamente abbiamo la nostra immagine della PET, la macchina non fa altro che fare una fusione e va a mettere proprio la lesione corrispondente all'immagine TAC. Fa anche di più, nel senso che oltre alla corrispondenza, questa è una metodica che ci permette non solo di vedere la lesione, ma di capire quale parte della lesione è metabolicamente veramente attiva. E questo ovviamente capirete che importanza che ha, perché ovviamente noi dobbiamo intervenire sulla parte attiva ma non su quella necrotica. Questo è il nuovo gantry di detectori digitali, è un digital ready cosiddetto. Questa è una macchina nuova, appena di nuova concezione, perché è prevista eventualmente la sostituzione in un futuro dei fotomoltiplicatori, che qui sono dei fotomoltiplicatori con dei fotomoltiplicatori digitali. Che cosa ci dà? Beh, è una macchina ad alta sensibilità della PET, ha una ricostruzione di immagini ad altissima definizione e le immagini sono a bassa dose. Quali sono i vantaggi per il paziente? Beh, è in grado di fornire la miglior qualità di immagini sia per l'elevato livello dell'elettronica che per i nuovi algoritmi che eseguono elaborazioni sulle immagini, tale da permettere di distinguere meglio la patologia e quindi poter intervenire prima con la terapia. Questo è frutto ovviamente degli sviluppi di software e di elaborazione che nel tempo si hanno. Ovviamente stiamo parlando di elettronica, quindi capite bene che l'evoluzione ovviamente è un'evoluzione importante. E sia per il paziente i vantaggi sono che è una macchina, che ha un gantry, c'è un foro all'interno del quale viene inserito il paziente da 70 cm, quella di prima era da 60 e passava anche a 50, quindi capite la differenza anche da quello che è l'effetto claustrofobico che ha, e anche il minor tempo di acquisizione, quindi minor claustrofobia e anche più veloce. Quindi per i pazienti questo è un vantaggio non da poco, perché spesso e volentieri per fare un paziente con claustrofobia dobbiamo intervenire con sedazione, rianimatore, infermieri e quant'altro, quindi se riusciamo a evitare anche questo è un guadagno. E soprattutto quella che è la bassa dose al paziente. E la 187-2000 dice che in tutte le prestazioni radiologiche noi dobbiamo somministrare al paziente la minor dose possibile. Allora, se la minor dose possibile con la vecchia apparecchiatura era di 5 megabecquerel, che è un parametro, con la nuova passeremo addirittura quasi a dimezzare la dose. Questo sarà uno studio che faremo insieme alla fisica sanitaria per ottimizzare la dose al paziente dell'isotopo che andremo a somministrare. E questo ovviamente è un grosso vantaggio per i pazienti. Il paziente non se ne accorge, ma deontologicamente questo vi garantisco che è una cosa importante per noi che facciamo questo mestiere. Altra cosa che abbiamo acquisito con questo nuovo sistema è il dose watch. Il dose watch è un sistema che permette di registrare ogni esame che viene fatto, soprattutto la dose di somministrazione TAC che viene somministrata al paziente, e di calibrarla nel tempo, in modo tale che questa possa essere migliorata, e questo ci
nel tempo la dosimetria al paziente stesso. Questa è una cosa che può essere implementata anche su tutte le altre apparecchiature radiologiche e vedremo poi come sarà possibile. Quindi, un'altra cosa importante, in tutto questo periodo che è durato circa un mese da quando è arrivata la macchina, adesso non abbiamo interrotto un giorno l'attività, abbiamo usufruito di un camion che era compreso nel capitolato, diciamo, quindi perché ci ha permesso di continuare l'attività senza punto di interruzione. È stato alloggiato in un posto vicino al reparto, al di sotto come vedete, di un corridoio, quindi anche per i pazienti non c'è stato nessun disagio sia per il tempo che per l'altro. E quello che volevo farvi vedere è che l'introduzione della nuova apparecchiatura è avvenuta di notte con il controllo dei nostri dipendenti, lì sulla sinistra c'è il responsabile della sicurezza. Qui siamo alle 2 di notte, in cui non c'erano pazienti, come vedete, oppure se c'erano veramente erano minori, e questo ovviamente per creare il minor disagio possibile alla popolazione e ovviamente all'ospedale. E vedete questa fila indiana di apparecchiature con le piastre d'acciaio posizionate al di sotto per evitare la rottura delle mattonelle, e quindi è una cosa che è terminata poi alle 5 di mattina, fino alle 7 hanno fatto i primi appuntamenti dell'attrezzatura e dopo naturalmente sono andati a riposare per poi ritornare nel pomeriggio. Che cosa abbiamo acquisito? Abbiamo acquisito un tomografo che sta in udezio nuovo, un tomografo TAC, un server per la PET, un UPS per la PET. Vedete, sono tutte particolarità, una console di acquisizione, 3 client per l'evaporazione, un iniettore per contrasto, un sistema per il gate respiratorio che ci permette di fare in modo di bloccare il paziente durante l'attività respiratoria, cioè le immagini, e quindi acquisire meglio piccole lesioni a livello del polmone. Un tavolo per centramento di radioterapia, un pacchetto di software completo, un server per medicina nucleare, una console di elaborazione per medicina nucleare, una dose watch con licenza, l'UPS per la dose watch, un anno di assistenza gratuita, un mese di cambio con PSRM addetto. Quindi questo è tutto quello che è rientrato nell'acquisto, diciamo. Vedete sopra la cifra che è stata spesa, però per un completo servizio, Questa è la nuova macchina che è montata, prima l'abbiamo vista a pezzi, io non l'avevo mai vista aperta, quindi anche per me è stato anche un piacere poi vedere dentro come effettivamente era fatta e smembrata. E questa è la macchina che adesso sta lavorando per fare i primi test sui pazienti, e direi che i primi risultati sono veramente ottimi. Grazie.